Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Nel 2015 ricorderete la rivolta dei migranti ospitati in un centro di accoglienza a Spineto nel territorio di Aprigliano, una rivolta che svelò le condizioni fatiscenti in cui vivevano gli ospiti di questa struttura, poi chiusa da prefettura e magistratura. Sono arrivati gli avvisi di conclusioni delle indagini per 7 indagati. Sentiamo. Questo era il clima nell'agosto del 2015 nella struttura di accoglienza di Spineto, nel territorio di Aprigliano. All'interno dell'ex ristorante Capriolo, nei giorni precedenti, erano avvenuti fatti violenti tra gli immigrati, ma ben presto quel disagio sfociato in litigi e aggressioni aveva assunto le sembianze di un campanello d'allarme per una situazione intollerabile che riguardava le condizioni di vita all'interno del centro. Alla nostra troupe, durante la realizzazione del servizio, non fu permesso di entrare nella struttura a documentare quanto sostenevano i migranti nelle interviste. Racconti diametralmente opposti alla versione che ci venne riferita agli operatori del centro e molto più in linea con le immagini girate con i cellulari dagli stessi migranti e inviate alla nostra redazione per corroborare la propria verità. Il resto della storia lo hanno scritto la prefettura di Cosenza e la magistratura. Il centro venne chiuso dopo un sopralluogo che accertò le condizioni fatiscenti in cui vivevano gli ospiti e le indagini da subito fecero sorgere forti dubbi sull'esistenza dei requisiti per tenere aperta la struttura. Dopo 2 anni il procuratore aggiunto Marisa Manzini ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di 7 persone, tra cui il proprietario dell'ex ristorante e i componenti della cooperativa che aveva in gestione il centro. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!